Rave party in piena regola, ma in versione drive-in. È la nuova normalità nel nord della Germania. Nonostante le riaperture in diverse città tedesche, la gente scende in strada per protestare contro le restrizioni ancora in vigore. Ma ora l'indice di contagio torna a salire sopra 1,1. Berlino prevede un freno d'emergenza e alcuni Länder, in presenza di nuovi focolai, fanno retromarcia. Scende la curva dei morti e dei contagi in Spagna. Domani molte regioni del paese entrano nella fase 2. Riaprono bar e ristoranti all'aperto, ma al 50% della loro capacità. I luoghi di culto, i teatri e i musei in numero limitato. Per ora Madrid e Barcellona, le città più colpite, devono aspettare. Gli abitanti della capitale sembrano condividere la prudenza. Piazza della Repubblica a Parigi è ancora semideserta. Anche qui, dopo 8 settimane di rigido lockdown, domani si ricomincia con cautela. Nel salone di bellezza di Brigitte oggi prove generali di tinta e taglio, nel rispetto delle rigide misure igieniche. Cominciamo a vedere la luce, dice Ariel, ma niente sarà più come prima.